Allora, rieccoci insieme. Volevo girare un po' la domanda al Presidente, con la quale Presidente c'è anche un altro messaggio. Se i prezzi fossero più accessibili e i servizi più efficienti, l'Italia sarebbe il paese più frequentato al mondo. Un altro messaggio ancora: quest'anno resto in Veneto e non ho più voglia di stressarmi. Allora, questione dei prezzi ricorre, anche prima c'era stata una telefonata, non possiamo passarla per questioni di tempo, diceva purtroppo è molto molto cara l'Italia e non è per tutti. Che cosa ribadisce a questo? E poi rispondendo, sagre non ce ne saranno quest'anno, punto di domanda. Sì, due passaggi veloci. Allora, il primo, quando si parla di costi. Allora, una cosa molto importante è che, come tutti noi sappiamo, la tassazione e il costo dei nostri collaboratori, del nostro personale, è un costo fisso. Se vogliamo dare qualità, in questo momento noi dobbiamo giocare la carta della qualità, anche sotto forma di sanificazione, perché ricordo che i posti più sicuri per vivere, per fare una vacanza, sono gli alberghi e i villaggi turistici. Qui non ci piove sopra perché abbiamo dei trattamenti che sono trattamenti anche all'ozono, sì che noi diamo una certificazione sul prodotto turistico, ma anche tutta la nostra filiera, perché partiamo dalla struttura ricettiva per arrivare fino sotto l'ombrellone e noi diamo una qualità proprio perfetta. E qua ci sono dei costi. Ma io do ragione anche al telespettatore che ha detto se ci fossero dei costi più bassi noi forse spenderemo di più. Ha ragione, dovete spendere in Italia, ma lo Stato, e parlo direttamente se ci ascoltano i nostri colleghi anche politici che ci governano, il ministro Garavaglia, che è il ministro del turismo, dovrebbe proporre, e io l'ho chiesto anche al nostro presidente di Federalberghi Veneto, perché non possiamo detrarre la nostra vacanza? Cioè date la possibilità agli italiani di detrarre dalla propria spesa annuale la vacanza in Italia. Così diventerebbe più economica e avremo un giro commerciale più grande. Potremmo abbattere i costi scaricandosi la propria vacanza, le proprie ferie. Chi può farlo questo meglio, diciamo, di uno Stato che ci dia questa possibilità? Poi mi diceva il secondo passaggio. Le sagre, solo questo, se ci saranno neanche sagre piccole, non c'è nessuna prospettiva, c'è chi piace allora, molto. A livello di DPCM, l'ultimo che è uscito, hanno vietato qualsiasi tipo di sagra perché ci sono gli assembramenti. Però c'è la possibilità, dentro un numero ristretto, di poter fare, io le chiamo delle mini sagre, e stanno funzionando molto ed è quelle che facciamo noi, sicché a Chioggia avremo delle difficoltà quest'anno a luglio di proporre la sagra del pesce, però se tutto va bene, 99 su 100, saremo pronti a fare la festa del pesce azzurro, faremo altre tipologie di feste. Non sono sagre, ma sono delle feste contingentate, con i posti a sedere, con la prenotazione e perfetto. Riusciamo a dare questo stimolo, e questo anche come nel passato che c'era quella voglia di far festa, lo faremo in forma più piccola, ma non dimenticateci che noi le faremo. Veniteci a trovare che noi lo faremo lo stesso in forma contingentata. Perfetto. Presidente Macola, è vero che le strutture di ricettività turistica all'aperto comunque hanno dei prezzi abbastanza altucci, ci scrive una telespettatrice? Allora, dipende sempre che cosa vuoi. Allora, se tu compri una Mercedes hai un certo tipo di spesa, se tu compri una marca, un marchio di livello inferiore, spendi meno. Ora, quello che ci accusano per esempio i nostri colleghi del centro-sud Italia è di avere dei prezzi troppo bassi. Addirittura? Allora, sì, perché il Veneto ha un importante impianto di strutture turistiche all'aperto. Queste strutture consentono una vacanza a 360 gradi, consentono di fruire di parchi acquatici molto importanti, consentono di avere animazione, consentono di avere garanzia sulla sicurezza e garanzia, non solo parlo della sicurezza dal Covid, ma parlo della sicurezza a 360 gradi. Noi normalmente siamo organizzati con tutte quante le certificazioni che sono necessarie per poter agire. Io le dico che nelle nostre aziende si spendono centinaia di migliaia di euro l'anno solo per aggiornamenti tecnici.
aggiornamenti tecnici che magari non si ritrovano in paesi dei nostri concorrenti. Uno certamente può dire va bene, accetto di correre qualche rischio in più e vado su spiagge o su prodotti che sono di costo inferiore. In ogni caso l'offerta che le nostre strutture offrono è un'offerta a 360 gradi, quindi noi andiamo dal campeggio a 2 stelle fino al campeggio a 5 stelle. L'offerta economica è molto vasta. Certo. E secondo me è anche per tutte le tasche. È un problema che noi riscontriamo molto spesso nel turista, per esempio quando si rivolge alla ristorazione senza sapere dove sta andando a mangiare, senza guardare i prezzi del menù prima. Cioè, in Italia, per esempio, è obbligatorio esibire i prezzi al momento alla reception piuttosto che... Quindi uno può farsi due conti, giustamente. Quindi sì, secondo me è più una leggenda, perché oggi parlo dei campeggi della montagna piuttosto che dei campeggi... Sì. Siamo in chiusura, velocissimo? Velocissimo, chiudi? Non lo diceva. Chiudo, le dico... organizzatevi bene, internet è un ottimo veicolo per conoscere i prezzi prima di partire e non credo che col tipo di offerta che viene data in Veneto il prezzo sia eccessivo. Assolutamente, comunque farsi fare un bel preventivo e magari ci sono strutture che possono anche fare degli sconti importanti. Benissimo, chiudiamo con questo ultimo messaggio. Io non voglio Mercedes di certo, ma per avere prezzi accessibili devo andare a Bocassette, con tutto rispetto per il posto che ha dei carinissimi Tafani. Vabbè, allora con questa battuta del nostro telespettatore che ci scrive, io ringrazio il Presidente Maccola di essere stato con noi, il Presidente Assitai Veneto, comunque rappresenta Cavallino, Treporti, tutta quella zona lì bellissima, di straordinari campeggi e strutture di ricettività turistica. Ringraziamo il dottor Giuliano Boscolo Ceggion, ASA Federalberghi Sottomarina Lidi di Chioggia, che arriva anche a Porto Caleri e a Rosolina. Ci rivedremo comunque, grazie a voi, buon lavoro ai nostri telespettatori, grazie di averci seguito.